Siamo ancora su piani non chiariti proprio per perché non abbiamo gli esiti delle consulenze, quindi stiamo cercando, in un momento in cui ancora non c'è questa chiarezza, di scandagliare tutte le possibilità, anche quelle in qualche maniera forse più remote, ma proprio per non trovarci poi in difficoltà sugli esiti, quando avremo gli esiti delle consulenze, perché l'esito di una consulenza naturalmente può influire sull'altra. Si stanno muovendo ancora su più fronti, ipotesi malore, guasto meccanico, guardrail, le indagini della Procura di Venezia per far chiarezza su quanto accaduto la sera del 3 ottobre sul cavalcavia superiore di Mestre. Proprio stamane è stato conferito all'ingegner Chemello l'incarico di estrarre e analizzare il disco fisso della scatola nera, dove sono immagazzinate le 3 telecamere interne al mezzo. Una con la visuale del conducente, una che riprende il bus da davanti a dietro, una viceversa. Ci aspettiamo di trovare nella scatola nera quello che i momenti immediatamente precedenti e forse anche immediatamente successivi all'impatto. La Procura ha disposto ulteriori approfondimenti nell'autopsia dell'autista Rizzotto. Un approfondimento autoptico sul cuore dell'autista. Abbiamo ritenuto anche in questo caso di fare probabilmente una cosa in più, ma siccome poi alcune cose si devono fare subito naturalmente, in attesa di avere un quadro complessivo, e quindi faremo un accertamento ulteriore rispetto alla situazione del cuore, nominando un perito che sia, un consulente scusate, un consulente particolarmente esperto in tema di valutazione cardiaca. Faremo anche gli accertamenti sul cellulare dell'autista. Attesa poi per l'esito della maxi perizia dell'ingegner Migliorino su guardrail e bus, da verificare le componenti meccaniche, elettroniche ed elettriche, batterie comprese. Verrà effettuata un'indagine approfondita su sterzo, semiasse anteriore e sistema frenante. Una delle risposte potrebbe proprio trovarsi nella parte mancante dello sterzo, come si vede in queste immagini. Dov'è finito? Cosa può essere accaduto quella sera? A questo potrà rispondere solo il perito. Il prossimo sopralluogo sarà il 9 novembre.